Buongiorno da Sicilia 24, i titoli. Rifiuti, a Catania chiuse le indagini sulla gestione illecita dello smaltimento nelle due discariche di Motta Sant'Anastasia. 32 indagati, tra loro anche l'ex sindaco di Palermo Leoluca Orlando e il capo della protezione civile regionale Salvo Coccina, coinvolte le società Oikos e RAP. Crisi idrica, milioni sprecati e mai utilizzati per riparare le condutture. Ad Agrigento la grande mobilitazione di cittadini e associazioni, esasperati per la penuria d'acqua che affligge da anni la città dei templi. Catania, scempio al cimitero di San Giovanni Galermo, fogne a cielo aperto, erbacce e liquame tra i loculi. Il rilancio dell'industria in Sicilia punta su 3 poli, ST a Catania, ex Blutech a Termine e l'area di Gela. Diversi progetti finanziati con milioni di euro. A Messina ridotta la tassa sulla spazzatura grazie alla raccolta differenziata e alla scoperta di diversi evasori. Nel 2024 si pagherà anche il 30% in meno. La travolgente allegria di Etna Comics, giovedì a Catania il taglio del nastro del Festival Internazionale del Fumetto, del Gioco e della Cultura Pop. Calcio, primi colpi per la nuova stagione del Catania. Dopo l'accordo con il direttore sportivo Faggiano si lavora per l'ingaggio del tecnico Mimmo Toscano. A Palermo per la panchina in pole c'è Paolo Zanetti. Ben trovati, in apertura l'inchiesta sui rifiuti ci sono anche il capo della protezione civile regionale e l'ex sindaco di Palermo. Fra gli indagati per lo scandalo emergenza rifiuti in Sicilia, Salvo Coccina e Leoluca Orlando hanno ricevuto un avviso di conclusione indagine insieme ad altre 30 persone, fra cui i tecnici, amministratori e gli imprenditori Proto. Manlio Viola. Non solo la discarica Oikos nel Catanese, ma un sistema illecito di smaltimento dei rifiuti che coinvolge anche la RAP di Palermo. Sono 32 gli avvisi di conclusione indagine notificati ieri sera. Tra gli indagati ci sono nomi noti e illustri. Oltre agli imprenditori della Oikos, Orazio e Domenico Proto, c'è anche il capo dipartimento della protezione civile regionale, Salvo Coccina, alcuni dirigenti e tecnici allora della RAP e l'allora sindaco di Palermo Leoluca Orlando, nonché i 3 commissari nominati dal prefetto di Catania per la gestione della discarica fra il 2014 e il 2017, Maurizio Cassarino, Riccardo Tempti e Stefano Scammacca. L'avviso di chiusura indagine riguarda anche le 2 società e i legali rappresentanti, ovvero RAP SPA e Oikos SPA. In sostanza, durante l'emergenza rifiuti, l'impianto di Bellolampo per il trattamento funzionava male e questo era noto a tutti. I rifiuti conferiti a Catania come frazione secca in realtà erano indifferenziati. La procura ha chiesto anche il sequestro dei beni delle 2 società, ma non lo ha ottenuto. Contro questa decisione del giudice per le indagini preliminari, la procura di Catania ha presentato parziale appello, tornando a chiedere la riforma della decisione con il sequestro dei beni della RAP e della Oikos. Si difende Leoluca Orlando, allora sindaco di Palermo, che attacca la regione. Sarà mio dovere, dice, chiarire la piena legittimità delle attività da me svolte come sindaco, che ha dovuto fronteggiare un'emergenza determinata dall'assenza di un piano regionale dei rifiuti e dell'impiantistica pubblica e nello specifico causata dai ritardi da parte della regione. Milioni di euro mai utilizzati per risolvere il problema della crisi idrica. Ad Agrigento, che da anni fa i conti con la penuria d'acqua, dopo giorni di protesta, oggi la grande mobilitazione di cittadini, associazioni e imprenditori. Davide Sardo. Gli agrigentini assetati si sono radunati a Porta di Ponte, l'ingresso al centro storico di Agrigento. Hanno manifestato esasperazione ma non rassegnazione a fronte della perdurante grave crisi idrica e della prospettiva di mancanza di rimedi. I turni di distribuzione in città superano anche i 10 giorni. Il corteo, organizzato dal cartello sociale, ovvero Diocesi, CGIL, CISL e GUIL, in collaborazione con associazioni civiche, ha marciato lungo la via Atenea, affollata adesso di tanti turisti, verso piazza Pirandello, innanzi al municipio. Sono stati sollevati cartelli con la scritta "Vogliamo l'acqua" e poi fischietti e tamburi, quasi come fosse la processione di San Calogero, il santo dei miracoli e delle grazie, venerato da Agrigento più del patrono San Gerlando. Ad accompagnare la contestazione anche la musica di un gruppo locale. Vogliamo l'acqua tutto il tempo possibile e necessario con turni umani e non di certo ogni 20 giorni e con turni lunghissimi nei vari quartieri. Non possiamo stare senza acqua, è ridicolo, che ci aiutino a fare qualcosa. Non è ammissibile
e mortificare e vessare i cittadini, e le imprese hanno difficoltà enormi per garantire il servizio ai turisti. Noto con dispiacere che mancano le istituzioni, manca il sindaco, manca l'amministrazione, mancano i consiglieri che dovrebbero rappresentare le istanze dei cittadini. Scusate, dove sono? Io non ho visto nessuno e questo mi dispiace, probabilmente questo è un segnale. Innanzi a Palazzo San Domenico, sede del comune, si è svolto un sit-in. Una delegazione di manifestanti ha raggiunto il terzo piano e ha consegnato al sindaco un documento sui motivi della protesta. Uno su tutti, la beffa di non essere stati capaci di sfruttare gli oltre 44 milioni di euro per il recupero della rete idrica cittadina, un colabrodo che disperde lungo il tragitto più del 50% dell'acqua immessa nelle condotte. Non sono escluse altre giornate di mobilitazione. E ad Agrigento mistero sul ritrovamento di un cadavere in stato di decomposizione trovato fra l'erba alta oltre il guardrail a Bonamorone. Su questa vicenda e su questo ritrovamento stanno indagando i carabinieri. E adesso vi mostriamo le condizioni di degrado del cimitero di San Giovanni Galermo a Catania. C'è persino una fogna a cielo aperto tra le tombe, molte delle quali sono ricoperte dalla vegetazione incolta. Tonino De Mano. Liquami che fuoriescono dai bagni, chiusi da 2 anni, erba alta, un vecchio deposito talmente fatiscente che rischia di crollare, sporcizie ovunque ed escrementi. Ecco le condizioni del cimitero di San Giovanni Galermo, un luogo dove rispetto e dignità sono stati persi da tempo. Il degrado è sotto gli occhi di tutti, basta una telecamera per mostrare lo scempio, basta un microfono per denunciare e raccogliere lo sfogo dei cittadini. La luce manca sempre, le bollette le paghiamo, però luce non ce n'è quasi mai. Com'è possibile? Signor Sindaco, si vuole interessare per questo cimitero di San Giovanni Galermo, la prego caldamente. Il cimitero di San Giovanni Galermo è piccolo, non è come il cimitero di Catania, quindi basta poco per ridare un po' di dignità a questo luogo, ecco. Non è che esiste solo il cimitero, quello ufficiale, c'è anche quello ufficioso piccolino che fa parte della città di Catania. I vialetti del Camposanto sono in parte invasi da rivoli nauseabondi che addirittura circondano le tombe. Mi ritrovo in questa situazione incresciosa con tutta la melma e per passare, prendere l'acqua, devo scavalcare. Abbiamo notato anche un nido di vespe e quindi comporta che io, ad esempio, che sono allergica, posso subire uno shock anafilattico. Il degrado del cimitero di San Giovanni Galermo è stato più volte segnalato alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 74 55 005. La speranza è che il nostro servizio denuncia non equivalga a lettera morta. A Catania controlli nei locali del centro storico nell'area di piazza Vincenzo Bellini. La polizia ha riscontrato carenze igieniche e irregolarità in 2 attività e contestato violazioni amministrative per 9.700 euro. Sequestrati 15 kg di prodotti alimentari suggelati di vario genere. In uno dei 2 locali sono emerse anche violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. A Solarino e Floridia i carabinieri hanno arrestato 3 uomini e una donna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. A seguito di una perquisizione personale e domiciliare sono stati rinvenuti 41,5 kg di stupefacenti. E una donna di 54 anni è stata denunciata per rissa, una rissa che si è verificata a Palermo. Un'aggressione a colpi di bottiglie ha coinvolto diverse persone che sono fuggite all'arrivo dei carabinieri. Diverse le auto danneggiate. Si indaga per comprendere i motivi della maxi rissa e chi vi ha partecipato. Adesso parliamo di economia, si torna a puntare sull'industria in Sicilia, un settore che può offrire buone opportunità di lavoro. Piovono milioni su 3 poli, ST a Catania, ex Blutech a Termini Imerese e nell'area di Gela. Mario Viola. Pioggia di soldi sulla Sicilia per il rilancio del settore industriale in crisi. Sono 4 i grandi finanziamenti che incideranno in maniera significativa su 3 importanti aree industriali siciliane per fare dell'isola quella che era negli anni del boom. L'industria italiana riparte dalla Sicilia. L'affermazione è del ministro del Made in Italy Adolfo Urso, che ieri a Catania ha approfittato della sua visita in città per rilanciare un insieme di progetti che vanno da Termini Imerese fino alla STM, passando per Gela. Si parte proprio da Catania
e dalla STM, dove nascerà il nuovo impianto manifatturiero di carburo di silicio destinato all'alta tecnologia. Un piano di investimento da 5 miliardi, di cui 2 miliardi di supporto pubblico. 2000 posti di lavoro già creati, 1600 in prospettiva, con l'arrivo della produzione nel 2026 e un piano economico industriale che va fino al 2033. Ma ieri è stato anche il giorno dell'affidamento a Pelligra dello stabilimento ex Blutech di Termini Imerese in provincia di Palermo. Il Ministero non teme il ricorso pendente davanti al TAR. Quello del Lazio si è dichiarato incompetente ed ha passato la palla a Palermo, ma intanto l'affidamento è stato formalizzato senza aspettare il pronunciamento del Tribunale. Ma guardando a Termini Imerese non c'è soltanto ex Fiat Blutech. Dai fondi FSC arrivano anche 30 milioni di euro per l'Interporto, la struttura di stoccaggio e distribuzione a servizio del porto di Termini. Infine Gela, con 25 milioni di euro attraverso Invitalia per la riconversione dell'area industriale ex petrolifera. L'industria riparte da qui e la Sicilia, dice Urso, diventerà la terra del futuro per l'Italia. Beni immobili per quasi 400.000 euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Catania a un imprenditore di Palagonia nel commercio al dettaglio e nell'e-commerce di articoli di cancelleria nell'ambito delle indagini su una presunta truffa sul cosiddetto bonus cultura 18 app a favore di neodiciottenni. L'uomo è stato denunciato per truffa aggravata. Sono circa 1000 i ragazzi in tutta Italia che avrebbero approfittato dell'occasione utilizzando in maniera indebita il buono. E adesso andiamo a Messina, dove verrà ridotta la tassa sulla spazzatura. Grazie alla raccolta differenziata e alla scoperta di diversi evasori, nel 2024 si pagherà anche il 30% in meno di Tari. Francesco Triolo. Pagare tutti per pagare meno, l'obiettivo dichiarato dal Comune di Messina con la campagna anti-evasione sui tributi avviata nei mesi scorsi ha portato ad un risultato. La Tari 2024 sarà più leggera, anche del 30%. A questo si è arrivati grazie all'attività portata avanti per scovare gli evasori, secondo lo slogan pagare tutti per pagare meno. Questo nonostante il costo dei rifiuti resti praticamente invariato. Negli ultimi 12 mesi infatti sono partite migliaia di avvisi, accertate migliaia di posizioni non regolari o non registrate per arrivare a questo risultato possibile anche grazie al 57% di raccolta differenziata raggiunto in questi anni. A Messina, se nel 2023 una famiglia di 3 persone aveva pagato in media 439 euro di Tari, nel 2024 riceverà una bolletta di 294 euro. Queste le proiezioni che dicono anche come nel 2025 si potrà scendere anche a 260 euro. Riduzioni per le utenze domestiche ma anche su quelle commerciali. L'attività accertativa non è ancora finita e potrebbero arrivare ulteriori buone notizie, per esempio per chi attende le graduatorie per gli sconti e le esenzioni dalla Tari all'IMU, perché anche lì la campagna di caccia agli evasori ha portato ad un aumento dell'imposta versata, passata dai 35 milioni a 40 milioni. Breve pausa, ci vediamo tra poco. Mancano pochi giorni all'inaugurazione di Etna Comics, che torna a Catania con una edizione ricca di ospiti e di aree tematiche dedicate a fumetti, cinema, giochi e collezionismo. Sentiamo Simona Mazzone. Il taglio del nastro è fissato per giovedì 6 giugno alle 10, quando prenderà il via il più spettacolare appuntamento dedicato a fumetti, cinema, giochi, collezionismo. Etna Comics alla sua 12ª edizione allestita alle Ciminiere di Catania, in una location completamente rimodulata per dare spazio ai lavori di riqualificazione dell'area e in numerose altre zone della città, con eventi collaterali come Etna Comics Plaza in piazza Giovanni XXIII, all'esterno della metro, il cui sottopasso verrà utilizzato come collegamento per raggiungere la manifestazione. Un grande show con 12 aree tematiche, poi creator, artisti, registi e zero calcare, cui è stata affidata la locandina di questa edizione. Per tutti è stata una bella sorpresa non vedere un Pirandello in un festival del fumetto. E poi perché a firmare questo manifesto è Zero Calcare, che attualmente è l'autore più importante che c'è in Italia. Sarà presente?
Ovviamente sì, sarà presente il 6 e il 7 di giugno, presenterà anche il suo nuovo libro a Catania, farà dei firmacopie, sarà presente al premio Angelo D'Arrigo. Ci saranno Derek Robertson direttamente dagli Stati Uniti, gli autori della Sergio Bonelli editore, e poi ospiti di casa Disney, della Marvel e l'attore Nino Frassica che presenterà il suo ultimo film 30 anni di meno, solo per citarne alcuni. Tutti i visitatori si tufferanno ancora una volta in un'atmosfera fantasy dove anche il sindaco trantino collocherebbe l'amministratore di questa città. Sicuramente hanno sbagliato i catanesi a prendere me, il problema è che mi hanno detto che avevano già sondato la disponibilità di Superman, di Thor e di altri, ma non erano disponibili, quindi alla fine sono dovuti accontentare di me. Spazio anche alla beneficenza, il ricavato di un'assa a tema verrà devoluto alla locanda del Samaritano. E oggi è sabato, subito dopo questo telegiornale alle 14.30 su Telecolor torna l'appuntamento con i confronti elettorali a una settimana esatta dal voto per le europee del 2024. Luca, quali saranno i tuoi ospiti oggi? Buongiorno Adelaide, ultimo giro di giostra, come hai detto bene, a una settimana dalle elezioni europee, si voterà l'8 e il 9, chiudiamo il cerchio con i 5 principali partiti del paese, 2 di opposizione e i 3 di maggioranza, quindi ci saranno i rappresentanti di Fratelli d'Italia con Salvo Pugliese, ci sarà Anthony Barbagallo del Partito Democratico, Nuccio Di Paola, capogruppo del Movimento 5 Stelle, Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia, e me ne manca uno, e ci sarà Valeria Sudano della Lega. Quindi insomma discuteremo ovviamente come sempre l'appello al voto anche delle forze politiche, racconteremo un po' questa campagna elettorale come sempre facciamo ormai da un mese a questa parte, quindi appuntamento subito per il telegiornale alle 14.30 qui su Telecolor. Grazie Luca, quindi fra pochissimo in diretta su questa rete. Facciamo una brevissima pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, il Catania continua a pianificare la nuova stagione. Dopo l'accordo con il DS Faggiano è imminente l'ingaggio del tecnico toscano che dovrebbe firmare un contratto triennale, poi si penserà alla campagna di rafforzamento. Tonino De Mano. Il primo tassello è stato a posto con l'arrivo del DS Daniele Faggiano. Ora tocca al secondo, ovvero chi dalla panchina dovrà guidare il nuovo Catania. Il vicepresidente Grella stringe i tempi e dopo l'accordo e la conseguente stretta di mano con Faggiano è pronto a dare l'assalto a Mimmo Toscano, tra i protagonisti della promozione in B del Cesena. Il nuovo allenatore, unico nella storia del calcio italiano ad aver vinto 5 campionati di Serie C, dovrebbe firmare un contratto triennale, fumata bianca prevista all'inizio della prossima settimana. A quel punto si metteranno le basi per costruire una squadra che al momento è composta da 28 elementi con ben 9 attaccanti in organico. Saranno tanti i movimenti in entrata ed in uscita, molti giocatori non hanno convinto caratterialmente, altri torneranno alla base per fine prestito e difficilmente si cercherà di trattenerli. In questo senso sarà fondamentale l'apporto e la conoscenza di Faggiano, che si è formato sotto l'ala protettiva di Giorgio Perinetti e che vanta già la scoperta di talenti come Scamacca, Badel, Kuluseschi e Destro. Una società, il Catania, che ritrova dopo mesi la figura del direttore sportivo e da lì riparte per lanciare l'assalto alla Serie B. Mentre Radio Mercato gracchia alcuni nomi, Malcore, Artistico e Flavio Russo, quest'ultimo fresco vincitore dello scudetto primavera con il Sassuolo, la dirigenza rossazzurra pianifica anche il ritiro precampionato che, a meno di clamorose sorprese, dovrebbe svolgersi ad Assisi a metà di luglio. Raduno in sede qualche giorno prima per le consuete visite mediche. Sono giorni di lavoro anche in casa Palermo, sentiamo Marco Gullà. Il Palermo ha ormai scelto il suo nuovo allenatore, a meno di clamorosi colpi di scena dovrebbe essere Paolo Zanetti. I contatti infatti tra l'allenatore ex Empoli e il City Group sono diventati sempre più fitti negli ultimi giorni. Zanetti, che ha un contratto con l'Empoli fino al 2026, che però potrebbe essere rescisso a stretto giro, spinge per insediarsi sulla panchina rosanero e l'affare dovrebbe chiudersi a prescindere da quello che sarà il nuovo direttore sportivo. Rinaudo non dovrebbe rimanere, si è parlato di Petraghi,
Sacchi, Tognozzi e Meluso, ma tutto tace. Si vedrà nei prossimi giorni. In tanti cominciano a sondare il terreno per Brunori, Genoa, Empoli, Impol, ma il Palermo rischia di perdere qualcuno anche a centrocampo. Segre attende ancora il rinnovo che tarda ad arrivare e Gomez ha fatto sapere attraverso la gente che senza la Serie A è pronto a guardarsi intorno. Difficile un prolungamento per Stulaz in scadenza tra un anno e tra un mese, finito il prestito, torneranno alle rispettive basi Henderson, Koulibaly, Traoré e Mancuso. Marconi e Kanulic hanno già salutato e non è sicuro del posto neanche chi è stato acquistato di recente, ma ha reso al di sotto delle aspettative, come Di Francesco, Insigne, Basic e Ceccaroni. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.